Un nuovo ciclo di iniziative, oggi qui a Eurolingue, un incontro con gli autori. Sì, abbiamo ricominciato, in realtà questa presentazione faceva parte del ciclo autunnale, poi è stata slittata per vari motivi, ma siamo contenti di riaprire con questo autore importante che ci racconta una storia di mafia, è un giallo costruito appunto su un fatto vero, anche se poi romanzato. L'autore IMD è un poliziotto in realtà, quindi uno che ha fatto parte della catturandi della questione di Palermo, quindi conosce bene il suo mestiere, conosce bene la mafia e i suoi meccanismi e ce ne parla in maniera competente e anche affascinante, perché racconta episodi in retroscena, per esempio della cattura di Provenzano e di altri mafiosi a cui lui ha partecipato in prima persona. Questo è il primo degli appuntamenti, ma ne seguiranno altri, con che cadenza? Sì, gli appuntamenti questa volta saranno mensili, quindi un appuntamento al mese, hanno più un aspetto di conferenza e laboratorio più che una semplice presentazione come è stato fatto in estate, quindi si affronteranno temi importanti, vari, con l'idea appunto di coinvolgere chiunque partecipi a una riflessione su queste tematiche importanti. Bene, siamo con IMD, oggi è l'autore che presenterà il suo libro, non lo inquadriamo per motivi di sicurezza pubblica, ma sicuramente vogliamo sentire la sua esperienza. Sono contentissimo perché questa iniziativa è meravigliosa, è in un centro dove si fa cultura inglese, si fa anche cultura più vasta scala. Oggi abbiamo incontrato gli studenti delle scuole, oggi pomeriggio incontriamo il pubblico di Agrigento, parliamo di argomenti quali quelli di un libro, ma che richiamano gli argomenti della mafia, che non sono purtroppo, ahimè, non sono ancora desueti, per cui c'è un grosso impegno da parte della società, da parte delle associazioni, che va sicuramente ripagato con la nostra presenza e con la nostra scrittura. Qualcosa nel libro in particolare che lei cita? Il libro è dedicato a due vittime di mafia, il titolo è Gli strateghi del male, è dedicato a Nino Agostino e Ida Castelluccio, che sono un agente di polizia con la moglie incinta che è stata uccisa che sono stati uccisi nel 1989. È dedicato a loro, richiama il loro omicidio, e chi risolverà l'omicidio è un commissario di polizia che si chiama Mario Castrogiovanni, anch'esso praticamente un nome inventato, ma è un nome praticamente che richiama due grandi investigatori della Polizia di Stato, che sono Mario Bignone e Rosario Castrogiovanni. Cosa c'è di autobiografico? Di autobiografico c'è la passione per questo mestiere, che è quello di fare il poliziotto. È un mestiere che mi sforzo di far capire alla gente, ai ragazzi soprattutto, che ogni tanto li sentiamo lontani. Fare il poliziotto significa servire il cittadino, essere al servizio del cittadino, è l'unica professione che ti contrattualizza, mettere la tua vita a repentaglio per salvare quella di un'altra persona. È un mestiere che io penso sia una vera e propria missione, e quindi se noi riusciamo a far capire questo, riusciamo ad avvicinarci ai cittadini, e questo è il mio scopo. È estremamente interessante quello che ci porta, lo chiamerò con questo pseudonimo IMD, perché il nucleo del romanzo che ha scritto rimanda ad un fatto realmente accaduto nell'89, che è tragico e inquietante nello stesso tempo, e cioè l'omicidio di un poliziotto, del poliziotto che scopre la dinamite all'Addaura, per l'attentato, come si sa, che è stato fatto al giudice Falcone. È attentato sventato proprio da lui e da un altro poliziotto. Questo poliziotto viene ucciso qualche mese fa, solo qualche mese dopo, nell'89. Questo romanzo, congegnato benissimo, ha il pregio di andare a rievocare questo fatto e riproporlo con una storia davvero accattivante, e a farci pensare molto su ciò che si intravede all'interno di questa vicenda.